Benvenuti a tutti in questa domenica di celebrazione del 70° anniversario della collocazione della croce sul Monte Altare di Vittorio Veneto. Scriveva Alessandro Toffoli qualche mese fa sull'azione: se è sera e illuminata, sembra appesa nel vuoto del cielo. La croce del Monte Altare è un simbolo religioso, ma è particolarmente cara a tutti i vittoriesi, e non solo a chi ne avverte il senso più profondo. Questa croce è alta 10 metri e larga 4. Fu benedetta l'ultima domenica di settembre del 1953, era il 27 settembre, dal vescovo Monsignor Giuseppe Zaffonato, al culmine di una cerimonia che portò in Piazza del Popolo migliaia di giovani, e non solo giovani, da tutta la diocesi. Mario Casagrande era il cartolaio di Ceneda e aveva un negozietto ai piedi del campanile della cattedrale. Un giorno contattò i giovani della GIAC, la gioventù italiana di Azione Cattolica. Racconta Aldo Toffoli, al tempo presidente della GIAC, che Mario parlò loro di una sua idea. E quindi quest'idea era di erigere una croce e dedicarla a tutti i caduti. Piacque quest'idea ai giovani di AC e si misero in moto, individuarono il luogo, ottennero il permesso del proprietario del terreno, il commendatore Ettore Marson, fecero fare il progetto a cura del professore Elio Casagrande e del perito tecnico Mario Pagano. Infine, soprattutto per l'opera di Marcello Mometti, si realizzò e si pose in opera la croce. I pezzi della croce furono portati e issati su a spalla dai giovani della GIAC. I costi vennero dei materiali, perché la manodopera fu tutta rigorosamente gratuita. I costi dei materiali vennero coperti dal centro diocesano della Gioventù di Azione Cattolica. Ai piedi della croce vennero deposte zolle delle insanguinate terre del Piave e di Sernaglia della Battaglia, e alla base della croce venne posta un'epigrafe scritta da Monsignor Antonio Sartori, preside allora degli studi del seminario. Il testo dice: «O figli d'Italia, in alto gli occhi al segno divino, qui dove la roccia si salda e il cielo azzurro e tempio, con arcano consiglio ci aduna il Dio dei forti, caduti in tutte le guerre, perché adorato per essi, egli renda alla patria tutto lo splendore delle antiche glorie, nella pace dei secoli nuovi». Il 27 settembre del 1953 si celebrava il congresso diocesano della Gioventù di Azione Cattolica, che portò a Vittorio Veneto 4.000 giovani da tutta la diocesi, i quali, raggiunta la cattedrale alle 8:15 di mattina, in sfilata con le bandiere delle associazioni, assistettero alla messa presieduta dal vescovo Zaffonato. Quindi, al termine della celebrazione della messa, perfettamente divisi per foranie, i giovani raggiunsero in sfilata Piazza del Popolo. Sul palco il sindaco di allora, Vittorio Della Porta, il vice sindaco compianto Mario Uliana, l'onorevole Franceschini, il presidente nazionale della GIAC, Mario Rossi, e il presidente diocesano della GIAC diocesana, Aldo Toffoli, con tutti i suoi predecessori. Vi erano anche il delegato vescovile per l'Azione Cattolica, Monsignor De Biasi, insieme ai rappresentanti di associazioni e forze armate. Alle 10 l'ingresso in Piazza del Popolo del vescovo Zaffonato portò al momento culminante della benedizione solenne della croce che da allora, da questo monte, domina Vittorio Veneto. Con questi sentimenti di gratitudine per quanto allora i giovani della GIAC fecero, iniziamo la celebrazione di questa messa ricordando ciò che fu fatto allora a memoria dei caduti delle guerre di allora. Oggi la celebrazione servirà ancor più, oltre a celebrare i caduti di allora, a invocare la pace tanto necessaria in questo particolare periodo. Ringraziamo quanti sono qui intervenuti, la Presidenza
dell'Azione Cattolica, tutti voi, giovani, adulti, i nostri assistenti, Don Paolo, Don Luigino. Grazie a tutti e iniziamo. In eterno canterò la tua lode, mio Signore, e i miei rappresenteranno la tua fedeltà. Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, in eterno io ti canterò. La tua lode, mio Signore, e i miei rappresenteranno la tua fedeltà. Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, in eterno io ti canterò. Anche se la tempesta mi colpirà, la mia lode a te, Signore, si eleverà. Sei tu la mia fiducia, il mio spero in te. Tu sei il mio Signore, il mio Re. In eterno canterò la tua lode, mio Signore, e i miei rappresenteranno la tua fedeltà. Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, in eterno io ti canterò. Anche se nel deserto mi perderò, la tua strada, mio Signore, io cercherò. La luce del tuo amore mi guiderà, riparo nella notte tu sarai. In eterno canterò la tua lode, mio Signore, e i miei rappresenteranno la tua fedeltà. Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, in eterno io ti canterò. Anche se dal dolore io passerò, la tua croce, mio Signore, contemplerò. Le mani verso il cielo innalzerò, la voce del tuo figlio ascolterai. In eterno canterò la tua lode, mio Signore, e i miei rappresenteranno la tua fedeltà. Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, in eterno io ti canterò. La tua lode, mio Signore, e i miei rappresenteranno la tua fedeltà. Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, in eterno io ti canterò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori alla pazienza e all'amore di Cristo sia con tutti voi. Anche se dal dolore io passerò, la tua croce, mio Signore, contemplerò. Le mani verso il cielo innalzerò, la voce del tuo Figlio ascolterai. Così recitava l'ultima strofa del canto che ci ha introdotti a questa celebrazione. Davvero siamo qui per innalzare le nostre mani, i nostri cuori verso il cielo, dove ogni volta che guardiamo la croce del Monte Altare alziamo sempre lo sguardo e quasi a toccare il cielo vorremmo chiedere
al Signore di ascoltare ancora una volta la preghiera di noi, suoi figli. Le nostre mani, i nostri cuori sicuramente sono cuori e mani appesantiti dalla vita di tutti i giorni, dalle fatiche, dalle guerre, come ci ricordava ancora Enrico poco fa, anche dai nostri peccati. Tutto e tutti vogliamo mettere nelle mani del Signore e chiedere ancora una volta di rinnovare per noi la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Gloria. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca e quanti lo invocano con sincerità. Il Signore è vicino a chi lo invoca. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo. alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo.
Ma il padrone, rispondendo ad uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Beh, innanzitutto che bello pensare se il Vangelo, questo Vangelo è il Vangelo che ascoltiamo e che cerchiamo di vivere nella quotidianità, potesse diffondersi come il suono delle campane della città di Vittorio a mezzogiorno della domenica. Un suono davvero che ha accompagnato la lettura del Vangelo e che ha dato gioia al cuore. E penso, sì, che davvero è quello che ci appartiene. Pensare che questo suono vorrebbe portare a tutti i cuori, in tutte le case, e penetrare lì dove ce n'è più bisogno, portando un annuncio di pace, un annuncio di gioia, una buona notizia, com'è appunto il Vangelo. E quale buona notizia ci ha dato oggi la parola di Dio? Quale annuncio ci ha fatto? Ci ha annunciato che il nostro modo di pensare e il nostro modo di agire è diverso da quello di Dio. Se ci accontentiamo di questo, potremmo dire, beh, chiusa la partita, basta, è finita, ognuno vada per la sua strada. Eppure invece questo annuncio che ci viene fatto è una consolazione per noi, è una parola di grande consolazione, perché sapere che i pensieri di Dio sono diversi dai pensieri degli uomini è una parola di grande consolazione. Sapere che il modo di agire di Dio è diverso dal nostro è fonte di consolazione e a sua volta anche stimolo, sprone, perché il nostro agire, il nostro pensare possa diventare sempre più simile al suo. Leggere e ascoltare queste letture ai piedi della croce del Monte Altare ci fa pensare che davvero è così. Una croce voluta per ricordare le vittime di tutte le guerre. E come non pensare, quando c'è una guerra, che il pensiero di Dio è diverso dal pensiero degli uomini? Lo è sempre stato ai tempi della lettura del profeta Isaia, lo è stato nel Novecento, ahimè lo è anche in questi anni, in queste settimane, lo è ancora nella nostra cronaca. Il Signore ancora oggi potrebbe ripeterci quanto il cielo sovrasta la terra, oggi lo vediamo in tutta la sua bellezza, il cielo, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Sovrastano non è una sopraffazione di Dio nei nostri confronti, è la sua grandezza, la sua onnipotenza, è il suo amore, la sua misericordia, il suo perdono, che sono più forti delle nostre logiche, dove nelle nostre logiche, quelle che portano alla guerra, è più facile cedere alla divisione, all'orgoglio, all'ira, alla vendetta, alla violenza, al proprio tornaconto, eccetera, eccetera. Per fortuna, verrebbe da dire oggi da quassù, guardando il cielo azzurro e guardando questa croce, per fortuna, Signore, le tue vie sovrastano le nostre vie. Grazie, Signore. Davanti a questa croce ti ripetiamo, grazie, grazie per il tuo amore infinitamente grande, un amore che ci sovrasta, un amore che ci precede, un amore che ci accompagna, un amore che ci aspetta. Le guerre ci fanno fare l'esperienza della divisione e questa croce è stata voluta non solo per ricordare le vittime, ma anche per augurarci che, con un po' di interesse forse nella nostra terra,
ma con uno sguardo più cattolico su tutta la terra, regni sempre la pace. Ecco, anche il Vangelo ci ha parlato di pace, indirettamente. Quando tutti gli operai della vigna, da quelli dell'ultima ora a quelli della prima ora, sono andati a prendere il proprio stipendio, abbiamo sentito e forse abbiamo provato anche un po' i sentimenti di quelli della prima ora di ingiustizia. Perché a loro tanto quanto quelli che non hanno fatto niente tutto il giorno e sono arrivati solo all'ultima ora e avranno avuto solo qualche piccola goccia di sudore? Perché? Se rimaniamo in questa logica, che è ancora una logica, un pensiero umano, rimaniamo davvero nella logica dell'ingiustizia, e se pensiamo così, allora diamo spazio anche a tutto quello che le guerre e il pensare degli uomini porta con sé. Ma l'invito di Dio, che è l'invito di quel padrone della vigna, è a pensarsi in modi diversi, in modo diverso. L'invito di quel padrone, che alla fine è l'immagine di Dio, è l'invito a pensarci figli di un padre, non servi di un padrone, ma figli di un padre. E il padre dà a ciascuno il suo, ma sa anche fare differenze, sa rispettare la particolarità di ciascuno dei propri figli. Ecco, forse anche questo è un pensiero che ci sovrasta, perché la fraternità facciamo fatica a viverla. E se non entriamo nella logica della fraternità, questa pagina del Vangelo non la capiamo, neanche noi che di Vangelo un po' forse ce ne intendiamo. Anche qui, davanti alla croce, sotto questo cielo, vorremmo chiedere al Signore di aiutarci a purificare i nostri cuori. Se qualche volta ci siamo pensati un po' figli della prima ora, figli che avrebbero diritto ad avere di più, e chiedergli perdono. Se qualche volta guardiamo ai nostri fratelli più bisognosi, ai nostri fratelli più sfortunati, oggi si celebra anche la giornata del migrante e del rifugiato. Ecco, a tanti nostri fratelli che non hanno niente e che però sono fratelli e che hanno diritto, come noi, a ricevere lo stesso amore dello stesso Padre. Per fortuna che il cielo sovrasta la terra, per fortuna che il tuo amore, Signore, è più grande del nostro amore. Chiudo con una citazione che ho trovato sull'Azione, che riportava la cronaca di quella giornata, di quella domenica 27 settembre del 53. Una citazione di Mario Rossi, presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica di allora. Diceva in piazza: dobbiamo ancora e sempre stupire di fronte al miracolo uomo, tanto e troppo ucciso nello spirito e nel corpo. Ecco, come oggi ci siamo stupiti davanti a questo cielo, ai piedi di questa croce, per questa giornata, come rimaniamo stupiti davanti alla parola che ci è stata donata, vorremmo chiedere al Signore di rinnovare ancora una volta in noi lo stupore per il miracolo dell'uomo, per il miracolo che siamo ciascuno di noi e che sono tutti gli uomini tanto e troppo uccisi ancora oggi nello spirito e nel corpo. Signore, sovrastaci con il tuo amore. E come i giovani di allora rinnovarono la loro professione di fede nel momento della benedizione e della collocazione di questa croce, anche noi ripetiamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Salmo responsoriale ci ha fatto ripetere che il Signore è vicino a chi lo invoca. Animati da questa certezza, gli presentiamo le nostre preghiere. Con umiltà e fiducia preghiamo insieme. Padre infinitamente buono, ascoltaci. Padre infinitamente buono, ascoltaci. Per la Chiesa, alla vigilia di una nuova tappa nel percorso sinodale, perché la presenza del Vangelo, viva e operante in lei, la renda come la vigna della parabola, luogo vitale in cui tutti gli uomini e le donne in attesa di ritrovare un senso per la vita trovano posto, parola, respiro di speranza. Preghiamo. Padre infinitamente buono, ascoltaci. Per i caduti di tutte le guerre, di ieri e di oggi. Il loro sacrificio sia monito per tutti noi, per un impegno instancabile nella promozione della pace in tutti i luoghi del vivere umano, dalla casa all'ambiente di lavoro, dalle scuole alle piazze, dagli oratori agli spazi del divertimento. Preghiamo. Per l'azione cattolica della nostra diocesi, perché custodisca la memoria dei tanti giovani che molto hanno dato a questa Chiesa diocesana, come pure a questa città, nell'ambito pastorale o nell'impegno amministrativo e sociale, e sia capace di altrettanto coraggio e profezia nell'abitare questo territorio in questo tempo. Preghiamo. Per i giovani, cercatori di verità e testimonianza, concretezza e spiritualità, perché grazie al cammino sinodale possono sentirsi sempre più coinvolti nella vita e nella missione della Chiesa, in mezzo alle sfide del mondo di oggi, donando a tanti, con l'entusiasmo della loro età, la speranza che scaturisce dall'incontro con Gesù. Preghiamo. Per i migranti e i rifugiati, di cui oggi si celebra la giornata mondiale, perché possano trovare in mezzo a noi un luogo di umana convivenza e perché si diffonda nei cuori e in ogni ambiente la cultura dell'incontro e della cura. Preghiamo. Per noi qui riuniti, in comunione con il nostro Vescovo Corrado e con i cristiani di tutto il mondo, perché gustando la bontà del Signore, che a ciascuno viene incontro nel corpo e nel sangue di Gesù, riceviamo da Lui uno sguardo nuovo sul prossimo e siamo resi testimoni di gratuità nel mondo in cui viviamo. Preghiamo. Padre infinitamente buono, ascoltaci. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per Cristo, nostro Signore.
sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi, e sempre spazio davanti a te, cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano mio ondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo, con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Signore, Dio dell'universo, santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, santo, santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gioia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, santo, santo, santo. Padre Onnipotente, noi ti benediciamo. Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati a te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché, nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri, come Lui ci ha amati.
Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quella sera prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, gli Apostoli, San Tiziano e tutti i santi nel convito della Gerusalemme nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, l'amore dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa.
e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvata. Amen. Il corpo di Cristo. Amen. Il corpo di Cristo. 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 Dovrai attraversare il deserto, non temere, io sarò con te. Se dovrai camminare nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà. Seguirai la mia luce nella notte. Per nome, io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore, perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori. Sarò con te dovunque andrai. Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già. Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori. Io sarò con te ovunque andrai. Sarò accanto, sarò con te per tutto il tuo viaggio
Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che è nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro Vescovo Corrado, non potendo essere presente, si è fatto vivo con un messaggio di cui do lettura. Carissimi, non potendo partecipare di persona alla celebrazione con cui ricordate i 70 anni della collocazione della croce sul Monte Altare ad opera dei componenti della Gioventù di Azione Cattolica, mi unisco spiritualmente alla vostra presenza e alla celebrazione eucaristica con cui fate memoria di quell'evento. Voluta a perenne memoria del sacrificio dei caduti di tutte le guerre, questa croce continua a costituire un eloquente appello alla pace, ricordando il sacrificio di Gesù compiuto per riconciliare cielo e terra e per rendere fratelli gli uomini e i popoli. Ricordando con gratitudine quanti hanno voluto e realizzato quest'opera, mi auguro vivamente che essa continui a essere per la nostra città e per tutti coloro che fissano su di essa lo sguardo un simbolo di concordia e di speranza. Salutandovi tutti, vi ricordo al Signore e di vivo cuore vi benedico. Corrado, Vescovo. Compiamo ora 2 piccoli gesti prima di ricevere la benedizione. I 2 vice giovani di oggi, Carlo e Diletta, insieme al presidente Enrico, depongono un mazzo di fiori ai piedi della croce e poi tutti insieme pregheremo. Insieme recitiamo la preghiera. O croce di Cristo, dalla cima del Monte Altare, da 70 anni sei presenza familiare e silenziosa che custodisce e accompagna i passi quotidiani della vita degli abitanti di questa città e di quanti vi sono di passaggio. O croce di Cristo, i giovani dell'Azione Cattolica della nostra diocesi ti hanno voluto qui come segno perenne e pubblico di memoria per quanti hanno perso la vita nelle 2 guerre mondiali, indissolubilmente legate a questo nostro territorio e in tutte le guerre. O croce di Cristo, strumento della sua passione, simbolo della sua risurrezione, sii segno di speranza per la nostra umanità, ancora troppo spesso crocifissa e ferita dalla divisione e dall'odio, dalla guerra e dalla violenza. O croce di Cristo, continua a vegliare sui passi degli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, perché la pace regni sempre in tutti i cuori, in tutte le famiglie e tra tutti i popoli. O croce di Cristo, croce del Monte Altare, fa che quanti continueranno a volgere lo sguardo verso quassù, quasi a toccare il cielo, si sentano spronati a camminare laggiù, nell'impegno quotidiano per una società dell'amore, della giustizia e della pace. Così sia. E con un grazie vicendevole, penso anche a nome di Enrico e di tutta la Presidenza diocesana, per chi con noi ha condiviso
questa celebrazione con quanti ci seguiranno, ci stanno seguendo, ci seguiranno sulla tenda TV. Invochiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Sant'Iziano e dei nostri santi patroni, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Tutte le donne scelta in Nazaret, sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto sì. Insegna a questo cuore l'umiltà, il silenzio d'amore, la speranza nel Figlio tuo Gesù. Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno. È bellissimo regalare al mondo la speranza. Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità. Nella tua casa il Verbo si rivelò, nel segreto del cuore, il respiro del Figlio Emanuele. Insegna a queste mani la fedeltà, costruire la pace, una casa comune insieme a te. Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno. È bellissimo regalare al mondo la speranza. Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità, donna dei nostri giorni sostenici, guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto sì. Insegnaci ad accogliere Gesù, noi saremo dimora, la più bella poesia dell'anima. Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno. È bellissimo regalare al mondo la speranza. Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità. Nuova luce che rischiara il giorno. È bellissimo regalare al mondo la speranza. Ecco il nostro sì, cammino